Utilizzeremo un tagliere blu. Controlliamo che il pesce sia fresco. Le branchie devono risultare rosse, l'occhio vivido e le carni tese. La temperatura deve essere di 4 gradi centigradi. Tagliamo via tutte le pinne. Incidiamo il pesce lungo tutta la pancia. Strappiamo via le branchie. E tutto l'intestino. Laviamo il pesce con abbondante acqua corrente. Farciamo la cavità addominale con l'aglio e il rosmarino. Rompiamo le uova e teniamo solo l'albume. Prendiamo la bastardella e con la frusta montiamo a neve gli albumi. Impastiamo l'albume con il sale. E mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio. Su di una teglia con carta a forno stendiamo uno strato di sale. E sopra mettiamo il pesce. Andiamo poi a ricoprire completamente il pesce di sale. Cuocere in forno a 180 gradi per 35 minuti. Con un cucchiaio rompiamo la crosta di sale. Leviamo la pelle. Estraiamo la polpa ponendola sul piatto da portata. Serviamo il pesce con delle verdure bollite e un goccio d'olio d'oliva.